La sezione agrigentina dell'Atifar Federfarma, associazione che riunisce i titolari di farmacie nella provincia di Agrigento, ha rinnovato i suoi vertici. Claudio Miceli è stato infatti riconfermato presidente. Insieme a lui Maria Rosa Contissa nel ruolo di vicepresidente rurale, Pietro Morelli vicepresidente urbano, Alfonso Licata segretario, Pierluigi Maratta tesoriere, Rosario Arcuri, Mirella Fragapane, Maria Guarino, Alfonso Gueli, Lucia Simonelli ed Elisabetta Troia sono stati nominati consiglieri di sezione. Il collegio dei revisori è composto da Emiliano Cirami, Giuseppe Jacoponele e Giuseppe Serra, membri effettivi, e Girolamo Canduscio, membro supplente. Il Consiglio dei Probiviri è composto da Palma Argento, Calogero Brancato, Vincenzo Caldara, Filippo Corso e Luigi Trenta. Grande soddisfazione ha espresso il presidente Claudio Miceli, ringraziando tutti per l'incarico assegnato e la responsabilità assunta, sicuro di poter contare sul coinvolgimento di tutti gli iscritti.